Benvenuti a Sì Viaggiare. Questa settimana vi portiamo in Molise, ad Acquaviva, un piccolo borgo dove ancora si parla croato a distanza di 5 secoli dall'arrivo degli slavi. E poi alle Isole Tremiti, un paradiso nel Parco Nazionale del Gargano. Ci sono angoli d'Italia tutti da scoprire, legati al passato non solo con lo skyline di borgo e paesaggio, ma anche con una cultura miracolosamente sopravvissuta al tempo. Così ad Acquaviva Colle Croce, paesino arroccato tra le colline del Basso Molise, dove si parla la lingua croata come in altri 2 comuni della zona, un idioma ancora in uso dopo 5 secoli dall'arrivo degli slavi. Qui si scoprono storie di persone ancorate al passato che lavorano con amore per tenerlo vivo. Noi ci occupiamo di ricevere le persone che vogliono informazioni sulla nostra minoranza linguistica e portiamo avanti progetti con le associazioni per il mantenimento per la lingua, con le scuole, e cerchiamo di attivarci in ogni modo per mantenere il più possibile questa nostra eredità. È una lingua che viene chiamata croato molisano, si differisce dal croato moderno e viene tramandata soprattutto dagli anziani in un comune con 600 abitanti. Ovi gradici è mali, ma è dobro cede. Cioè? Il paese è piccolo, ma siamo bravi gente per questo paese qui. La curiosità è che si può alloggiare in un albergo con le camere sparse per il borgo, recuperate da vecchie abitazioni contadine e rispettate nel loro impianto edilizio con una valorizzazione architettonica e tutti i comfort. Un tipo di turismo consapevole e amante del bello che aiuta anche a rivitalizzare i vecchi borghi in via di abbandono. Fare una vacanza in un borgo in cui il patrimonio edilizio è stato recuperato è sicuramente una cosa interessante, soprattutto in un paese come l'Italia. Lasciando il silenzio del borgo a mezz'ora di macchina, sulla costa c'è Termoli, dove ci si imbarca sul caicco verso le Tremiti per una crociera emozionante. Al porto di San Domino si arriva in serata con una veduta sulla bellissima baia, giusto in tempo per una gustosa cena di pesce fresco sotto le stelle. La mattina, al risveglio, la bellezza dell'isola di San Nicola ci sorprende con un'antica abbazia benedettina diventata in epoca borbonica colonia penale e che dagli anni 50 fu progressivamente frequentata dai turisti. Pochi minuti di barca tra qui e San Domino, la più grande, visitabile anche a piedi, con possibilità di trekking sul mare in un paesaggio mozzafiato, però comunque alla portata di tutti. L'emozione massima si rivela con un'esplorazione in caicco in questo angolo di paradiso non troppo conosciuto dai vacanzieri, piuttosto frequentato da un turismo mordi e fuggi in quelle che sono le uniche isole italiane del mare Adriatico. Questo tipo di imbarcazione di origine turca è un vero albergo confortevole viaggiante, dove una volta saliti l'unica preoccupazione è rilassarsi. L'emozione della navigazione, perché tutto sommato si naviga, e il calore di un'abitazione, il calore proprio dello stare veramente a casa propria. Le Tremiti o Diomedee sono 4 isole, di cui solo 2, abitate complessivamente da circa 500 abitanti tutto l'anno, fanno parte del Parco Nazionale del Gargano e sono immerse in una riserva marina protetta. Un tipo di vacanza qui, anche in un lasso di tempo brevissimo, fa davvero staccare la spina con il mondo immediatamente per immergersi con la mente e il cuore in un paesaggio da sogno e ritrovarsi davvero in un altrove lontano. La Sicilia meno nota tra mare e montagna, sui Nebrodi, dai paesaggi fantastici, quasi alpini, e la gastronomia unica. Da un mare spettacolare a montagne alte 2000 metri in un quarto d'ora. Dal caldo della costa al fresco dei boschi in pochi chilometri. Siamo in Sicilia. Il nostro viaggio parte da Capo d'Orlando, vicino Messina, davanti alle Eolie. Da qui si sale alla scoperta del Parco regionale dei Nebrodi e dei tanti paesini che osservano il mare dall'alto. La prima tappa
è a Longi, un piccolo centro di 1600 abitanti, con una tradizione di artigianato tessile antica. Salendo ancora tra i boschi, un parco avventura che non ti aspetti, per la gioia dei ragazzini che qui provano emozioni nuove, superando prove più o meno difficili. La natura lascia senza fiato. I boschi si alternano ai pascoli e l'acqua scorre giù tra le rocce. A pochi minuti da Longi, da non perdere, una visita all'abbazia di Fragalà, vicino Frazzanò, sapientemente restaurata dall'amministrazione comunale. Vi si accede percorrendo una suggestiva Via dei Santi. Dall'alto, scorci che non dimenticherete. Nel cortile i prodotti di una terra ricca di tradizioni enogastronomiche uniche. Il viaggio prosegue per Castellumberto, anzi prima scopriamo il vecchio centro di Castania. Poche case arroccate sulla montagna. Sono rimasti in pochi, quasi tutti anziani. Si fila, si tesse e si fa la pasta come una volta. Maccheroncini, che cosa sono? Fettuccine? Pasta di casa, maccherone. Più in basso un auditorium all'aperto ricavato dai resti di un convento domenicano e di un'antica chiesa con campanile policromo. Ma il nuovo centro ora è più su, Castellumberto appunto, un paesino relativamente nuovo, a meno di un secolo. A poche centinaia di metri dalla piazza principale, un parco ecologico sorprendente, delizia per i bimbi e per chi ama la natura. Ci si diverte giocando a calcetto. Ma qui sono gli animali a farla da padroni, si allevano e si curano i cavalli. Al centro dell'oasi naturalistica un piccolo laghetto, un quadro naturalistico rilassante. Da qui scendiamo al mare, in pochi minuti Capo d'Orlando ci aspetta, con le sue calette e le sue spiagge, una base ideale per una vacanza assai varia. Capo d'Orlando è in una posizione ideale perché siamo una finestra sulle isole Eolie, siamo a poco più di 50 km da Cefalù, Taormina 80 km, Palermo Monreale e poi naturalmente c'è la grande natura del Parco dei Nebrodi con i prodotti locali che vanno moltissimo. Trasporti permettendo, non è facile arrivare, ma si fa fatica anche a ripartire da questa Sicilia meno nota, ma non meno bella. In Marocco adesso, a 90 km da Casablanca, a El Jadida, l'antica Mazaghan, in una regione tutta da scoprire, una delle nuove destinazioni turistiche voluta dal re Mohammed VI. Un Marocco diverso, meno conosciuto, ma bello e soprattutto autentico. È la zona del Mazaghan, nella regione Ducala Abda, una delle 6 aree previste nel piano Azzur dal re del Marocco, tra quelle da sviluppare turisticamente. Nel piano titanico del re Mohammed VI, che considera il turismo un settore strategico per lo sviluppo del paese, la creazione di grandi resort con investimenti stranieri, che in questo caso sono stati 370 milioni di dollari USA, che funga da catalizzatore per nuovi turisti e generi più lavoro per l'intera area. Qui sono state quasi 4.000 le persone occupate per realizzarlo, impiegando 21 mesi, e ora offre lavoro a 1.500 addetti e a oltre 2.000 persone nell'intera area di El Jadida, l'antica Mazaghan portoghese. L'obiettivo del re è quello di creare occupazione per le persone del luogo, di far muovere l'economia e di far diventare El Jadida una destinazione mondiale. 500 tra camere e suite e 60 ville che non di rado ospitano intere delegazioni delle famiglie imperiali dei vari emiri, ristoranti con tutti i tipi di cucina, una spa in un ambiente unico tra le dune e con vista sull'oceano, come il campo da golf a 18 buche disegnato dal sudafricano Gary Player, considerato uno dei più grandi golfisti del mondo. È una destinazione adatta alle famiglie. Abbiamo una struttura per accogliere i bambini dai 3 mesi fino ai 17 anni. E per i grandi? Un'offerta di sport grandissima, importante, degli sport come li conosciamo, come il calcetto, il tennis, degli sport di motore come quad, bike, delle passeggiate a cavallo e anche per i gruppi di lavoro dell'incentive come per esempio dei team building, dove sviluppiamo una calcio al tesoro particolare nella città portoghese di Al Jadida. Vinciamo la tentazione di farsi inghiottire dal resort e usciamo alla scoperta di questa regione ancora inesplorata.
il Marocco ancora integro. A 70 km da Casablanca, una casba fortificata. I fenici la elogiarono, i cartaginesi vi gettarono l'ancora conquistati dalla sua ricchezza. I romani vi svilupparono la pesca alla trota salmonata nell'estuario dell'Umm el-Rabi. Siamo a Smur, la città più antica del Marocco. Significa oliva. Qui siamo nella Melha, il quartiere ebraico, e alle mie spalle la sinagoga. Entrando nella Medina si respira un'atmosfera portoghese, portali in cedro dipinto, le case a forma cubica. Riyadh è una casa, una bella casa, un paradiso. Dentro? Dentro abbiamo un giardino con i fiori, profumi e acqua. Le donne. Quante donne? 1, 2, 3, 4, dipende del sole. In realtà, fino a qualche anno fa, Azemmour era l'ombra di se stessa, il suo porto condannato all'oblio per la difficoltà che creava le troppe navi che solcavano l'estuario del fiume da e per l'Atlantico. Poteva contare solo sull'agricoltura. Oggi, faticosamente, sta rimontando la china. E il piano di sviluppo turistico del re sta aprendo la strada anche ad architetti, pittori che stanno contribuendo al rinascimento di una città antica, carica di memoria. Seguiteci su Facebook, io vi do appuntamento alla prossima settimana per viaggiare anche solo con la fantasia. E ricordate, come diceva Voltaire, la più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è quella di essere di buon umore. Buon viaggio!